Di fronte ai morti bisogna tacere, cioè non polemizzare, almeno nel giorno dei funerali. Oggi quindi, nel rispetto delle vittime e del dolore dei familiari, fermandoci alla sola città di Agrigento, vogliamo semplicemente sollecitare l'amministrazione comunale a mettere in campo tutte le forze disponibili per ripristinare la normale viabilità, già disastrata per motivi che nulla hanno a che fare con il maltempo, ma che il maltempo ha reso drammatica. Noi oggi, proprio nel rispetto delle vittime di Palermo e di Cammarata, vogliamo solo documentare, anche per aiutare gli operai a recarsi nel punto giusto, vogliamo documentare, dicevamo, la situazione riguardante due strade dove non si è intervenuto ancora, lasciando un pericolo fisso per automobilisti e pedoni. Ci troviamo al Viale dei Giardini a San Leone e in Via Gela. Nel Viale dei Giardini gli esiti del nubifragio sono sotto gli occhi di tutti, così come nella vicina Via Gela. Intanto a Cammarata il sindaco Vincenzo Giamprone ha proclamato 2 giorni di lutto cittadino per giovedì e venerdì. Venerdì nella chiesa madre del centro montano verranno celebrati i funerali della coppia vittima del maltempo. E sempre in tema di maltempo, gli agrigentini che hanno subito danni possono quantificarli mediante perizia da presentare presso l'ufficio della Protezione Civile di Agrigento in Piazza Gallo.